bello. Perché poi, in realtà, quello che mi veniva da pensare, che comunque non penso sia un pensiero speciale, questo è un giro di parole, è che durante questi 60 e più giorni, insomma, che sono diventati un po' di più, si parlava continuamente di questa storia di come ci avrebbe Dovremmo essere in cambiato. onda? Siamo in Sì, diretta? ma, No, Luca, sì, volevo sì, dire. no. Sì, Stavo Luca, pensando proprio a questo. Che mandaci un sottopancia. come ci avrebbe cambiato, come ci avrebbe cambiato la pandemia. Molti, cioè quelli più intelligenti, poi dicevano, quelli che comunque ne sanno di più, hanno detto che questa storia ci avrebbe cambiato in meglio. Ora io questo non lo so, tant'è vero che comunque mi ritrovo in una situazione quasi claustrofobica, nel senso che poi non è che mi viene semplicissimo uscire da casa, riandare, provare a cercare gli amici. Eppure ci ho pensato, no? Siamo nella piena libertà, si può vagare tra le regioni, si può andare, è tutto quanto molto più free. Basta sentire quello che dicono Zaia, i governatori vari, i buoni auspici per quella che è la stagione che sta arrivando. Fabioli, scusa, no. perdonami se ti interrompo. Figurati. Volevo chiederti una cortesia, siccome questa è la puntata 0 della trasmissione, no? Ah, ma poi zero? Proprio 0, nel senso che abbiamo una mezz'idea, però... Ma ce l'abbiamo una mezz'idea? Mezz'idea ce l'abbiamo, l'altra mezza la realizziamo. Luca, mi sono andati gli occhi a questo coso. Chi sono i cravatti sciatico? Sì, l'importante è che non ne usi troppe, una alla volta. Ma la posso usare una? Una alla volta, sì. In quello che è l'archivio è lo stand di panni redazionale. Diciamo che tu sei uno di buon gusto proprio, no? Quale sceglieresti fra Guarda, rispetto a... sono tutte e tre meravigliose, però diciamo che quella centrale mi sembra proprio, sì, una che figata c'ha questo pazzesca. tono di grigio, diciamo. Sì. È anche insomma un po' più ufficiale, se ci pensi, quindi... Benissimo. No, ma stavo parlando, cioè, voglio dire, non so se ti interessa questa cosa che stavo dicendo, stavo parlando, visto che siamo a distanza, no? Io nel sottoscala e tu ovviamente come meriti nella redazione centrale. Mitica reazione, nella reazione giornalistica. Perché chiaro. i giornalisti reagiscono, Fabio. Non è che tu ti puoi mettere e dici i giornalisti sono tutti che non valgono. No, non te lo puoi permettere di dirlo. No. Che hai visto che l'hanno attaccati tutti quanti, quello là, quell'altro là, tutti hanno attaccato i giornalisti. Allora, io voglio dire innanzitutto che mi presento in questa umilissima sede come notista, cioè caporedattore del quotidiano Guai in 8. Ma che bellissimo. Che sottotitolo Brigogni Iuarno, che sono le cose che diciamo attirano di più alla gente, no? Per quello che dobbiamo fare. Scusami se ti... No. Allora, siccome questa trasmissione deve arrivare fino a fine luglio, e questo è il numero 0, non volessi, come dire, non volessi che tu in questa puntata 0 ti smungi tutto e di settimana prossima è finita. Steven è finita. Quindi è giusto che io te l'anticipo, di modo che Luca possiamo partire con l'introduzione, che lui me lo introduce e ti dico la verità, a me mi piace, vai come introduci tu, vai. Hai citato Steven. No, dico, basta che mi lasciano questo spazio. Il problema mio è serissimo, poi lo dico anche a voi, lo dico soprattutto a Francesco Errante, perché riparte da un incontro che io non ho avuto concretamente. Un po' era pre-pandemia, ma già lasciava assaporare, perché quando arrivai a Cosenza, che più o meno 20 anni fa, avevo questo vizio stranissimo, che mi auguro che molti di voi continuino ad avere, quello di ascoltare la radio mentre stavo in macchina, perché andavo avanti e indietro per fare delle cose, e ascoltavo questo Errante Magazine, il che vuol dire che io arrivavo le prime volte qui e stavo a pensare ma chi è? Perché era una cosa che mi piaceva tantissimo, e nei miei auspici, quelli futuribili, ma pensando a 20 anni fa, dice chissà se prima o poi un giorno posso fare qualcosa assieme a Francesco Errante, perché fu una cosa, insomma, un amore a prima vista. Ora, levato questo buonismo, un po' per farvi capire che siamo assieme, ovviamente lui in redazione notista e io nello scantinato, perché sono un po' claustrofobico, agorafobico. Onderò.
Errante, on the road nel senso che parte da una riflessione di Francesco Errante e qui ha voglia di sprecarsi sulle rime. Cioè, no, niente, io praticamente ero davanti alla porta di fuori, stavo per uscire dalla televisione, stavo levando i guantini, a un certo punto lui che ha il controllo di tutto, arriva il direttore responsabile nella persona del dottor Attilio Sarri. In persona? Proprio lui. Il direttore? No, vicino, sempre, cioè, io ti danno uno sgabellino e sta sempre, questo sgabellino glielo spinge. È incorporato. Certe volte badolati, certe volte ci spingono questo sgabellino. Durante il periodo di Natale si monta pure le luci e para proprio una Madonna. E quindi è arrivato con lo sgabellino e ha detto: Francesco, amico mio, dove vai? Ho detto: ah, direttore, volevo informarvi che avremmo pensato, sempre se voi ci autorizzi, per una facenda a disagio, capisci? Cioè, dici come, Errante ne conosciamo a 50 anni, vedono in lei. Quindi, direttore, se lei mi autorizzi, volessimo fare, per ci fa capire un livello vascio. Probabile. Vascio, proprio livello. Volessimo fare con Fabio Bonifacio Vincenzi, che ci sembra imbriacato, ha detto che ne è su Bonifacio, perché non lo sa nessuno. No, neanche mia moglie a volte. E invece io ti battezzo Bonifabio, che è bellissimo, perché sei buono e sei Fabio. Allora, a un certo punto ho detto, volessimo fare questa trasmissione con Fabio Bonifacio Vincenzi e mi piacerebbe se me la autorizzasse. Ha detto lui, autorizzato. Dice, ma così, senza riflettere. Ma proprio senza i lampadini, non era a Natale che diceva più buono, no, proprio subito, non ha battuto ciglia, capito? La ciglia non gli ha battuto. Ma stai parlando del direttore? Attile, era settima volta che tu ripeti. Ho capito, ma magari capite, mi viene un po' difficile. Ma io non vengo qua a dirti le bugie. E intanto io sotto c'era Badolati che ci dice, oh, io signoro solo, andiamo in questo carrozzino, che via di spingere. Vabbè, comunque io poi a Badolati, no, Badolati, raga, con la I, no Badolato, Arcangeli, Badolato, state sbagliando, Arcangeli con la I, e con la O e Badolati con la I. Con la I, con la I. Allora ha detto, mi piace, dice qualsiasi cosa, lui senta, qualsiasi cosa voi facciate, e detto, minchia ti frega in un palazzo qui, qualsiasi cosa voi facciate, mi piace perché siete amici miei intelligenti. Ma questa è una responsabilità però. No, ma mi arriva on the road, perché se buttate ha detto le intitoli on the road, era Cosentino, cioè un Cosentino che fa l'ultima parte della parola che dice la taglia. E ha detto, ma è un genio, cioè come fa a un intitolare una trasmissione che sta sulla strada on the road? Sì. Cioè, geniale, no? Tanto è vero che ti hai mandato subito un video, ti hai detto guarda, il direttore ci ha approvato, ha detto che siamo buoni, belli e generosi, ovviamente gratuito, no? Lo diciamo a chi che poi si mandano a scrivere, l'abbiamo già scritta, a cosa, nulla a chiedere e a pretendere a titolo squisitamente gratuito. Quindi, calciatevi da capo qualsiasi cosa. Sbagliata in partenza, quindi quello è. Ma tornando al nome, no? Ondero, questa è stata la sollecitazione, però ci pensi che dietro c'è tutto un pensiero incredibile? E là sei entrato con grandissima, che ti posso dire, tu no, ci sei entrato, come dire, a gamba stesa. Ecco, sì. Proprio, sei entrata a gamba stesa a citarci il significato, perché se io mi mettevo colto con te, che mi raccoglievo io? Quale cultura andavo a raccogliere io, no? Sì, vabbè. Di colto. Allora ho detto, guarda, Nanna come mi diceva quando era piccolo, miscati con i meglio i tuoi, i tia e basta.
ho fatto la la parte- spesa, la parte- ho fatto ah, la certo. spesa, non ho trascurava sempre. Da me però si dice facci i scarpi. Quindi, Facci i scarpi. Ecco, comunque eventualmente... Nessuno dei due, né spesa né scarpe. Niente, mica di curi meglio tia, dice a Nanna, appunto, e si fermava là. Dice, questo non serve, basta che sono meglio tia. Più avuti. E ha detto, va bene, che ci vuole più avuto, non mi c'è una noce, più avuti, più belle, più intelligenti e colti. Ecco, allora ho detto, io, in quanto a cultura, devo cogliere questa occasione. E mi sono affidato alla tua generosità culturale. Detto ciò, voglio dire, nasce il fatto che abbiamo ragionato, perché poi dovete sapere che le interlocuzioni con Errante sono straordinarie, così come il magazine di cui vi ho narrato prima, perché lo chiamo e dico, ma ondare è un verbo italiano, ora non per stare qui a parlare di verbi, e onderò, al netto di quello che può essere una parola tronca alla cosentina, ma che poi si troncano anche i nomi, a Cosenza non mi ha mai chiamato nessuno Fabio, quindi immaginarsi Bonifacio, al limite Bonifà. Come ti chiamano? Fa. Ti aiuta buono, a me mi chiamano O. Ah, ecco, vabbè. Quindi... Ha visto prima il direttore, è venuto il direttore a dire, ma che stiamo facendo Cardini? Ecco, quindi. No, perché voglio dire, ci danno credito e quindi questo è importante. Quello che proviamo a fare semplicemente, o che cominceremo a provare a fare da questa puntata zero, è quello di non affogare, cercare di non annegare, perché già stiamo lì fuori dalla retorica dei problemi perché non ce ne frega proprio nulla, ma apparentemente, perché poi in realtà entriamo dentro a quello che ci accade, perché dobbiamo vivere on the road, e vivere on the road vuol dire anche stare sulla cresta dell'onda, cercare di non essere risucchiati da quello che è il magma di un'informazione, da esperti, da virologi, da esperti di sociologia, da economisti. Tutti hanno ricette straordinarie per capire da dove bisogna ripartire. Il problema è che noi siamo in punto di ripartenza in maniera costante. Allora noi non vogliamo ripartire, noi partiamo perché non stiamo ripartendo. E partendo succede che abbiamo i nottisti. Perché? Perché è pur vero che la riapertura deve smuovere le situazioni delle coscienze della gente, farlo uscire da casa, ricominciare a muovere l'economia, ricominciare a far vivere la socialità. E allora il nostro notista probabilmente ha qualcosa che ci può raccontare, tipo ricetta per capire come affrontare queste fasi nell'immediata riapertura, anche in visione dell'estate. Bravo, è notista per pigliare le distanze dai giornalisti. Giornalista di giorno, notista di notte. E quindi tutto quello che succede nel, come si chiama, la movida. Ma queste non si spiegano queste cose, eh? Non dovresti spiegarle queste cose, dovresti lasciarle all'intelligenza delle persone che avranno già capito. Ma movida. Movida è Covid, capito? La movida. Se aspetti diventa Covid, da Covid. Però non ti preoccupa, piano piano ne tiriamo pure a Luca, nel cielo c'è. Dal girone lo strapperemo nel cielo. Ce lo portiamo nel cielo del paradiso dantesco. Se voi vi fate le riunioni tête à tête, vabbè, certo, con te diventa un po' improbabile. Ora siamo in televisione, ricordiamocelo, quindi non è che è una tutto si può dire. Zero, non è che ne puoi venire ad ammazzare in questa maniera, perché c'hai giusto perché muovi i tasti. Perché bravo, perché c'hai i tasti, devi essere sempre. E quindi ricordiamolo che siamo anche in diretta, giusto per alle 12 ogni sabato. Anche in diretta? In diretta ogni sabato alle 12, quindi immaginate un pochino a casa come si stanno divertendo, come organizzeranno la non uscita del sabato mattina per rimanere inchiodati a vedere quando Fabio Bonifacio Vincenzi e Francesco Errante. No, Fabio Bonifacio Vincenzi ci dirà non posso venire più a fare la trasmissione perché mi segno seccato, in quanto lui è veloce, di intelligenza veloce, si sbamba tutto quanto c'è. Io ci ho visto sbambare enciclopedie in 10 minuti, dopodiché è così generoso che dici mo sbambatela tu e me l'ha regalata a me. Ci ho visto regalare quaderni in bianco
E dopo una settimana mi ha chiesto, ti do pure la matita, me le devi portare tutti quanti, già compilati con quello che vuoi, tipo Alberto Manzi, non so se vi ricordate questo grande insegnante della televisione, perché una volta, come dire, la televisione... Soprattutto come dire. Fabio, come dire, dicemi come dire, Fabio. Come dire? Perché, come dire, un mi viene una parola, su cazzi come dire, dicevano tutti, ci ha fatto caso. Mamma mia, cravatti. No, ma è un lessico da giorno. Mamma mia, cravatti Sciaticò. Sono pesanti, questi sono invernali, Questa al centro è invernale. Sciaticò, su pro beni mamma, come dice una accusenza dinne liberi. Comunque, naso rosso, quindi naso Maria rosso e personale. Il Covid, che è successo? Che le persone escono di casa e si sono liberate, c'è la liberazione delle persone. Allora dici, dove andiamo a fare a Covid? Arrivano tutti quanti belli con le mascherine, no? Le mascherine. Ultimamente, non so se ci hai fatto caso, parano davanti dei mutanne. Cioè, o no? Ma ci sono quelle che hanno quelle anche... sagomate proprio, sì, curonaso, che però a me guardandosi la persona dice, ma che stai guardando una mutanna? E tengono un naso dove ci va a Pepe. No? La conchiglia. Bravo, ma proprio se tu gli guardi il profilo, dici, ah, questo l'hanno pigliato e l'hanno spostata la parte di sopra. Cioè, sopra. Sotto. E la parte del naso ce l'hanno messa qua, infatti, come si avvicinano quelle della Covid, la prima cosa si addurano. Io non riuscivo a capire perché facevano così, perché si addurano con la parte in basso, con quella che... Allora, dopo che... Scusate, abbiamo un attimo una telefonata. Abbiamo un attimo una telefonata. Qualcuno si è sentito chiamato in causa. La telefonata era tua, vabbè, se abbiamo una telefonata. Pronto? Cosa state combinando? È il proprietario, Francesco è il proprietario. Secondo me è il proprietario. Di che? Non sono proprietario di niente io. E chi è? Il proprietario della Sciaticò? Secondo me sì. Francesco, ma lasciate stare le mie veramente... cravatte, per favore. Guarda, io... Aragosentina, scusa, mi levo la personificazione. Sopra l'ossa dei morti i cravatti che tieni tu. Ma su una cosa... Già dico i pinnia, c'è. No, io ho un'invidia. Ma capito, già dico che ne ti stiamo parlando, Fra? Ma proprio già dico, io la mattina, era la prima cosa che c'è proprio la sveglia televisiva. Perché dico, ma sa che cravatta si è chiavato oggi? Bom! E ti trovi le cravatte e il giacco, Franco. Vedi? Che meraviglia! Francesco, ma tu lo sai per esempio che per la nostra disorganizzazione Francesco Straticò ha le cravatte dei giorni pari e quelle dei giorni dispari. È un grande. Perché è così che si fa. Perché è così che si fa. Qua lo voglio vendicare io a Straticò. Alzatevi voi tutti i giorni alle 5:30 da lunedì a sabato e venite faciti che lo caffeino. Ecco, per l'appunto questa è la cosa più complicata in realtà. Ma è complicato, infatti prima il fuso orario di tutta la giornata. Ma poi ti corchi, Fra? No, assolutamente no. Prima la sera vado a letto un po' prima. Un po' prima. C'è da dire che al di là del servizio sociale che fa, anche questo tipo di incentivo ai giornali, alla carta stampata, è fondamentale, soprattutto che lui ricorda ogni mattina. Ma io ci credo perché sono ancora un mezzo di informazione e di approfondimento molto importante, quindi secondo me è importante far vedere quello di cui parlano. Poi bravissimo, però ognuno deve questa è una cosa che comprare. io ho sempre detto, no? Cioè, chi leggete l'articolo, perché una volta si mentiva e leggevano l'articolo. Tutto l'articolo. Tutto l'articolo. Che lo sta ammazzando a chi che ha scritto l'articolo, ma te ne rendi conto come sei imbecille? Tu devi fare il richiamo, cioè, come si chiama, l'uccellino? L'assist, diciamo che porge la notizia. Bravi, mamma mia, sei un gigante, cazzo, titolo. Fabio Bonifà. A te ti chiama Capo Bonifati proprio. È una dimensione. Allora ho detto, Straticò è un gigante, perché? Fa un sacrificio importante. Gratis! Gratis perché, dicetemi voi quando ci avessi in età, Straticò,
No, dici. Non è una valutazione di tipo economico. No. Ti nomino il mio consulente sindacale. Non è una valutazione di tipo economico, ma è una valutazione di merito. No, lui è un missionario. Chiaro. È un missionario radiofonico. Fino a un certo punto pure io sono stato abbastanza missionario radiofonico, no? Cioè, ti posso dare, che ti dico, 75,36 euro e 36 centesimi per fare dalle 6:30 del mattino fino alle 11. Però ti pago puntuale, mi ha detto chissà mia, Ogni 10 del mese riceverai 75 euro e 36 centesimi sul tuo conto. Dico, ma anche in nero. Ha detto in nero. Non si può. Allora, ci avessi ne lasciati qua almeno 5.000 euro un mese. 5.000 sì, ma poi io proponevo un'altra cosa. davvero molto bene. Intanto io proponevo un'altra cosa su Francesco perché è fondamentale. Io penso che da qui a luglio se Scusate, poi dovreste salutarlo perché sta lavorando, a differenza vostra. Capito, ma è lui che ci ha chiamato, quindi ormai che ha sollecitato. Scusa, Sì, Luca Chito, però sono regista. in bicicletta, lo so che vi sembrerà strano, vabbè, no. senza cravatta in bicicletta sono. Allora no. Allora, tu fino all'1:30 hai la possibilità di arrivare qua con la senza cravatta e con la bicicletta, che i cravatti... I cravati su qua, quindi insomma. No. Se può, è Sono con elettrica. amici, in giro relax da sabato mattina. Scusa, è elettrica la bicicletta? No, la mia è una mountain bike, ce l'ho anche quella elettrica, ma questa è una mountain bike Senti, tradizionale. e l'hai comprata con bonus di quelle che quando... No, io purtroppo sono un appassionato e già ce l'avevo, quindi niente buono. Come me, No, uguale, però come- Francesco, se vogliamo comprare in una società, tipo magari un tandem, oppure uno di quelli che è il sidecar, Questa si può vedere. io, tu e sarebbe Errante interessante. possiamo farla Senti, questa roba. un'ultima domanda prima di congelarmi. Perché hanno appicciato i condizionatori e ne stanno squartando. Mamma. Hai telefonato tu o ti ha chiamato Luca Chito? La verità, La verità. E quanti cazzo di La verità verità vera. conosci? Mi ha detto ti vogliono criticare le cravatte, questo non è Ok. consentito. Cosa no, che dai, ha le fatto, cosa che ha cravatte fatto no, dai. vera, cosa che ha fatto vera. E ha fatto vera, e io dico che se tu avessi... Scusa. Se avresti chiamato tu, ti avrei dato 10. Siccome ti ha chiamato Luca, che diventa parte attiva di questa trasmissione, ti do 8 meno. Ma io non sapevo di questo Perché là è programma l'errore, New Entry, vedi? è come se io incontrandoti a Cosenza e ti dici sì, Sciaticò, ma Sciaticò quale? Dici, chi ha chiesto tutti i mattini? Perdonami, mea culpa. Tutti i mattini ti squarto, di 7 arrivo come un missile, un Pershing, fino a Riotto ti leio tutto l'eleggibile, no? Anche internazionale. E tu mi conosci. Sì. Cioè, non è ero cosentino, mediano, metodista, cammi di purtroppo Rosica. E quindi, no, ma sì, forse da mia cognata al mare. Ecco. Come da tua cognata al mare se non hanno chiuso, non hanno tippato, non hanno buchi di cesso fino all'altro giorno, come ha fatto a gli da tua cognata al mare? No, dici a giugno dell'anno... Ma come la trasmissione è partita a gennaio del 2020, come l'ha fatta a me? Grazie Straticò, grazie. Ciao Francesco. Ciao, in bocca al lupo, in bocca al Ti lupo. voglio bene e lo Ciao, sai. buona giornata. Lo sai. Ciao. E Ciao, torniamo, e qui si torna un attimo, bisogna recuperare il nottismo, perché non possiamo abbandonare così, è la puntata zero, bisogna anche darsi un attimo di... Dobbiamo tornare, eravamo in piena esplosione della movida. La movida. Esiste un essere umano in Calabria, già sa terra in merda e di vagabonni, no? Esiste uno che si alza alle 5:30 tutti i mattini e ne viene a fare la lettura dei titoli, no? E dei commentini che ricurti, perché, essendo pure io giornalista, un nega dice, tu l'hai scritto, mo lì io, e ti appoggia a chi lo posto, no? Quindi abbiamo trattato, secondo me, scusami, No. Fabio se mi permetto, un argomento notevole. Assolutamente sì. Notevole anche perché mi giunge notizia che dalla giunta regionale di Pecorina da un pezzo, E lì si apre un mondo. no? Da Pecorina i giornalisti siano stati definiti in un certo modo, ma di questo ne parliamo nella terza parte.
Nella terza fase. Nella terza parte. Allora, e quindi si incontrano. In tutto questo avete perso 25 minuti. Non è che... No, qual è il concetto di che concetto hai del tempo? Cosa vuol dire perdere? No, perché parliamo di questa cosa? Francesco, siamo alla puntata zero. Parliamo. Se è così che dobbiamo affrontarla, no, abbiamo perso. No, ma infatti, ha chiamato Idro fra l'altro. Cioè, lo ha chiamato lui. Non è che a dire che ce lo siamo chiamati noi a Straticò. Se l'ha chiamato Questo lui, per dirvi che c'è pubblicità. Vabbè. Ubi Maior. Chi le dà? Banca, dici tu? Sì. Ce lo volevo suggerire. Ubi Maior, Ubi c'è. Bene, fantastica. Speriamo che qualcuno ce la paghi. Allora ci rivediamo tra un paio di minuti, è così che dobbiamo dire, sì? È così, sì. Ah, va bene, grazie. A tra un po'. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eravamo lì per continuare, a tornare. Arrivano al luogo dove c'è la Covid. Ma chissà quando finisce la pubblicità, secondo te? Finita? Finita. Ah, è finita. Quindi noi dobbiamo ripartire, puntata 0 in diretta, on the road. Ma tu mi senti, visto che io sono nel sottoscala? Io sono nel sottoscala, tu sei in... Ti sento proprio chiaro, una bellezza. Chiaro, una meraviglia. Non lo so se mi è aumentata tantissimo. È probabile, però è una buona cosa. Covid toglie. Quindi voglio dire... Ma tu direi... ci posso parlare con i cravati e Straticò un minuto. Ma ti rendi conto che ha detto? No, sono delle opere d'arte quelle. Vabbè, ma mi indone, mi fricchi. No, anche perché comunque di notte è importante. No, ma ha chiamato, ha telefonato alla prima parte. Voi, mi dispiace, ve lo siete persa, Straticò. Chi l'ha perso lo Chi l'ha perso, come diciamo a Cosenza, si fricca. Però senti, che ti volevo dire, prima di entrare proprio nel metodo e chiudere questa cosa del Movida, secondo te Covida, ma... Che è il Covid di tipo A, capito? Sì. Non è questa cosa... fa. Senza giri e voli pindari. Bravo. Ma prima della fine di luglio, posto che la coppia non scoppia, una mostra stabile sulle cravatte di Straticò, visto che comunque c'è questo mezzo accordo, possiamo organizzarla come scenografia anche nella redazione. Scusa, Francesco, ci chiedo, io ci faccio... Una lettera scritta, una comunicazione. Un documento di richiesta, lo firma Attilio, il direttore. Ed è troppo chiedere qualcuno anche qui nel sottoscala? Facciamo pubblicare su Gazzetta del Sub. In prima pagina, così leggia pure. Gazzetta del Sub, comba. Quindi magari lo leggerà pure. Mostra... lo sa pure lei. Francesca è proprio subnormale. Nel senso che non è eccezionale, non va nelle profondità, si ferma surfing. Certo. È proprio... Quindi è un tipo da on the road pure, perché se non va sotto... Lui è surf, proprio fa il surf. È preciso. Veramente va pure sotto, visto che ha preso il patentino di sub. Va pure sotto. E quindi non è più un sub normale, ma un sub eccezionale. Se si immerge è un sub eccezionale. Con le bombole, lui. Sì. Vabbè, c'è qualcosa di speciale ad essere normale, c'era qualcuno che aveva scritto. Che regia qualcuno l'ha detto, insomma. Ma torniamo abbiamo un ospite collegato via Skype. Fabio, vedi che ne so. Pronto? Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto? Buongiorno. Oh, guarda. Come sta intanto? Bene, voi? Franco Caravetta. Sì. E questo è non un zando, di più, Fabio. Perché è un zando di più? Perché dal nulla ha reso leggibili e comprensibili i delitti che da sempre si sono svolti, purtroppo, sviluppati sul territorio calabrese. E che sappiamo bene che l'informazione, una volta messi sulle prime pagine, spiattellate nelle prime pagine dei giornali, poi se ne dimentica. E quasi sempre succede che tantissimi delitti, tanti fatti anche delittuosi di sangue, che la storia ha registrato, cadono in un dimenticatoio, anche quando sono storie che
che invece ne varrebbe la pena di essere ritirate fuori e di, come dire, far portare alla conoscenza di tutti. No, un po' di come dire, va tranquillo. No, ma come dire, almeno 3 a testa, almeno Perfetto, 3 a testa. come dire. Franco, Francesco, come desideri che io ti designi? Come vuoi, Con? come vuoi, per gli amici Franco. Per gli amici Franco, francamente. no, perché certe volte io mi chiamo Francesco, ma mi chiamano Ciccio, quindi mi chiamano Francesco e io mi vuoto proprio perché sono veramente abituato. Ciccerà. Dai, Capita pure a me. No, non è vero, perché invece quando io lo chiamo e so che lui vuole che io abbia dei toni perentori perché poi mi deve prendere per il culo, Certo. io, come ti chiamo? Francesco? Ah sì, vabbè. Francesco? Vabbè, ma No, diciamo tu sei abbastanza all'altezza. No, perché come sei abituato anche. Non siamo... Infatti, mi abituo. Allora, Franco Caravetta ci proporrà nella terza parte o in questa parte, quindi finiamo di questo e veniamo subito a bomba da te, Franco, con D'accordo. 257 lire. Vero? Sì, 254 per la verità. vabbè, però ok. c'è la possibilità di... Non aumentare. Niente. Speravamo. Fra l'altro, e lo dico in anticipo, lui è tutore, Nonché creatore. nonché Creatore. di un blog magnifico che si chiama Antichi Delitti, dove scrive, non so se quotidianamente o comunque settimanalmente, Quasi quotidianamente. quasi quotidianamente, tutti i delitti che si sono svolti, sviluppati e il più delle volte anche taciuti e sottaciuti in Calabria. Per cui noi godremo di questa cattiveria dell'essere umano che, riportata poi avanti negli anni, perde quasi quella cattiveria insita nell'essere umano e diventa semplicemente cronaca nera. Ma c'è la parte anche del racconto che è interessante, un po' romanzata, perché poi la suggestione che uno ricava leggendo e frequentando questo sito di Antichi Delitti e queste storie, poi tra altre cose suddivise anche per impeti o modalità. Ecco, questa potrebbe essere, perché ci sono delle parole che basta cercare, poi ciascuno ha le proprie fissazioni o anche le proprie paranoie o i propri gusti, però all'interno poi, cliccando semplicemente delle parole che l'autore ha messo lì magicamente, poi ci si viene catapultati immediatamente in una storia che, con una descrizione abbastanza sintetica ma efficace, ti riporta indietro nel tempo a farti scoprire delle pagine delittuose che sono avvenute in questa nostra terra. Ma comunque questo accadrà da qui a brevissimo. Nel frattempo, prima di passare ad Antichi Delitti, torniamo a chiudere il ragionamento sulla Covida Movida. Alla Covid. Che è Covid e tipo A? Si arriva, si incontra, si vedono. Secondo me non ce la tutte queste facciamo a mascherine. chiuderlo per questa puntata zero, questo ragionamento. Questo sulla Covid. Ma questo è importante, noi abbiamo tutto quanto aperto, non ci sono più limiti È tra tutto le aperto, regioni. No, ho detto non ce la faremo noi a chiudere questo ragionamento perché nelle vostre menti stiamo viaggiando. Ma almeno comunque... Ma Oelu, secondo te chi la vede la può accettare questa nostra... Assolutamente sì. E quindi... Proviamo. Diciamo, rispetto al fatto che il massimo che si sono inventati a livello di intrattenimento nel mondo televisivo calabrese, no? Suonami una canzone all'organo, ti dugno l'organo, suona Millo, si dicono io quattro male parole, no. Questo è un fatto quantomeno intellettualmente speculativo, è una speculazione. Perché se avessimo pensato a politicanti bullocrati che in questa terra ci sono solo ciongi, come si chiamano quelli che mangiano le carogne? Sciacalli, sì. Sciacalli, ma ne parliamo nella terza parte di questa parte. Cioè c'è gente che ha paura di andare a votare, infatti il 60% ha paura di andare a votare, che poi il 40% che va a votare avrà dei buoni motivi e un discorso nel quale noi non entriamo. Per quale motivo? Immagini, già siamo rovinati, mi manca che abbiamo vinto contro la 'ndrangheta. Cioè, avete votato a chi ne volete,
come la penso io, perché io con la mia mascherina del di dietro me ne sto tranquillo. Questi io, no, a buttare che brigogna. Oramai in Calabria, dice, signor, ma voi per chi gliate votate? È brigogna. A mia per chi un vuoi. Infatti è brigogna, tu non hai visto... E quindi della Covid scusatemi, tipo prima di finire il discorso che abbiamo intrapreso, salutiamo anche un altro ospite. Addirittura. Wow. Abbiamo 2 ospiti in contemporanea. Mamma mia, quanti siamo, guarda là. Poi Dario. Dario? Dario De Luca. Buongiorno a tutti. Dario, Buongiorno a tutti. incredibile, ma tu mi stai realizzando un sogno, guarda. Dario. Ma quante volte mi hai parlato di Dario e io ti ho detto, ma quando mi fa conoscere? Non ti preoccupare, che poi usciamo e andiamo a mangiare una pizza insieme. Dario, non so se anche a te ha fatto queste promesse. Ma no, siamo nel distanziamento sociale. Oggi mi sarebbe piaciuto molto questa possibilità, nella puntata 0, che Dario fosse qui con noi. Però sappiamo bene che non è possibile. Io nel sottoscala, tu nella redazione deserta, quindi lui sarà dove deve stare. Quindi... Ma con Dario nella terza parte parleremo anche di cose molto importanti perché dobbiamo farlo, perché è importante. Fabio, anche lui alla scrivania e alla... La libreria? Dietro alla libreria. Sì, ma ormai si porta la libreria, quindi... Bravo, si porta. È bellissimo tutto. In realtà non ho mai letto nulla, però le fizzano in questo periodo e me lo sono fatto. Però batti il pezzo perché, capito, è sto fatto che tutta Italia, tutta Europa, tutto il mondo, insomma, gli opinionisti, virologi, tuttologi, fuochisti, stanno tutti quanti con la libreria dietro. Poi magari i libri, non nel tuo caso ovviamente perché li usi nel quotidiano, sono pane quotidiano del lavoro, però, capito, abbiamo visto dei libri intonsi con centimetri di polvere sopra gli scaffali. Devo dire che sono sempre molto colpito invece da quello che sta dietro Feltri, non so se avete notato, che invece non mette nessun libro, così invece mette limoni, prezzemolo, melograni. È un uomo da 1000 odori, quindi per quello lo fa, si difende. Quindi. Veltri è un grandissimo proprio, guarda. Io lo seguo sempre, quando fai collegamenti con Attilio, me lo seguo sempre io a Veltri perché mi piace assai. No, hai sbagliato, lui stava parlando di Feltri. Ah, Vittorione. Vabbè, ma Vittorio Feltri è anziano, guaglio, è come sparare sulla croce di Gesù. Cioè, è già morto, chi spari? Chi mi ama, che ero televita come se ti vedessi Fratelli di Crozza. Punto. Con quell'atteggiamento psicologico, a dimone facciamo 4 risate. Dario, che ti posso dire, amico mio? Secondo me, ma sono d'accordo con te, tant'è vero che io mi fisso a guardare quello che c'è in controcampo, cioè cioè è quasi una radio praticamente la voce di Feltri. Il collegamento non è per il contenuto ma per il contenitore, quindi va bene così. Comunque con Dario De Luca di Scena Verticale, di MOR, del progetto MOR, quindi, ma soprattutto di Primavera dei Teatri, ci aggiorniamo per chi sta passando in questo momento nella terza parte, perché approfondiamo anche il discorso e il ragionamento di quanto questa, per quanto già non fosse così problematica la situazione dell'industria culturale in Italia, di quanto invece è importante questo momento anche sostenere. E quindi ci risentiamo tra un poco, ma torniamo a bomba. Infatti, torniamo a bomba e si incontrano. Dopo che si sono salutati in punta di gomito, questo fatto delle gomitate è pericolosissimo. Bevono il primo drink e là, diciamo, sparisce tutto. Cioè, nel senso che non c'è più la possibilità dei dispositivi di protezione individuale. A quel punto, dopo il primo drink e il saluto in punta di gomito, i dispositivi di protezione individuale, o come ha detto un mio amico, i DPI, figo, i DPI all'inglese, e invece su voleva dire all'inglese, via di dire Individual Dispositive Protection, quindi diventava IDP. Vabbè, ma è che ci può dire, tu pensi, no? Vedi che quando uno parla ti si rappresenta esattamente perché è, ecco perché la televisione è bella.
perché uno parla, io già è convinto che sta facendo un cioè, capito come in che senso, e invece sta facendo una collezione di figureggi di brutte figure, ecco. no? Di brutte figure senza manco se ne accorge, perché l'altra parte è vero che bullocrati e politicanti pensano che in Calabria ci sono solo minchia musce e yes men, ma non è di questa maniera, perché anche c'è aiuta la scuola e si è evoluzionato col pensiero rivoluzionario. Ma uno vale uno. Ma uno vale uno, il problema è quello, il 60% si vergogna di buttare, rimane l'altro 40%. Bene, allora dopo aver levato il dispositivo di protezione individuale, a seguito del primo drink molto alcolico, che succede? Che la protezione, la cautela, segue due strade. Una va a farsi benedire, due se ne va a fa frutta. A farsi benedire a Cosenza, intorno a Santa Teresa, ci sono talmente di tanti di quei locali dove praticamente i ragazzi, per affidare la propria incolumità, che cosa devono fare? Si affidano alla protezione di Santa Teresina del Bambino Gesù, perché da tutti i condomini là intorno ci sono proprio gli abitanti di quel quartiere che le bestemmie fioccano. No, chi volevano vita muore. Quindi allora vanno a farsi benedire uno. L'altro invece vanno a fare frutta, perché ha battuta la barriera diciamo del pudore col primo drink superalcolico, i vidi arrasate parte, non c'è distinzione di genere, l'essenziale è che respiri, si attiva la modalità che è tipica proprio dopo la modalità e a quel punto si congedano salutandosi non più in punta di gomito ma in punta di vomito. Questo è quello che abbiamo potuto raccogliere. Ma sai poi tra le altre cose che quello che registravi tu, che una dei cocktail più fruiti dalla Covida Cosentina è l'americano. Che io nemmeno conosco. No, voglio dire, ma ci sarà una connessione tra il fatto della cazzoneria americana collegata anche all'abuso? Con la tradizione che abbiamo italiana. Penso di sì, perché l'America in termini di cazzoneria è intervenuta in tutto il mondo. Ma quando uno dice cazzone americano, voglio dire, non è che mica è un'invenzione, no? Che cazzone americano? Come per dire un credulone. E infatti, prova tangibile che hanno eletto a Donald Trump. Cioè, tu uno che guida un autobus, no? Poi elegge presidente del mondo. No, ma magari lo puoi fare presidente di una cordata di autisti di pullman. Bravo, sì. I tram, di tutti i tram del mondo tu sei il presidente e dici che non sta andando più alla torre perché si spagna. Dice a New York non sono molto ben visto. Alla Trump Tower. Alla Trump Tower. Trump Tower, mamma mia, sciatico. Va bene, diciamo che siamo intorno al 48esimo minuto della seconda parte di On The Road. Sì. E a questo punto bisogna tornare sugli antichi delitti. Antichi delitti, eccolo qua. Il nostro Francesco Caravetta da questo blog ha estratto per noi il racconto che ascolteremo con grande attenzione, appassionandoci a quanto l'essere umano abbia esercitato nell'arco della sua storia di egemonia, di egemonica presenza sul globo terracqueo. E allora siamo disponibili e soprattutto curiosi di sentire il contenuto di quella che è una riduzione del nostro 254 lire. Esatto. Anche qui c'è una gomitata in verità, un tocco di gomito. Vado. Di troppo, mi sa. Vabbè, adesso lo scopriamo. Ti ascoltiamo, Franco. Ok. Il pomeriggio del 1° giugno 1893, alcuni operai che stanno lavorando alla costruzione della linea ferroviaria tirrenica hanno finito di lavorare e stanno giocando a stacce. Tra questi c'è un operaio di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, che si chiama Arcangelo Furfaro.
Finita la partita si accorge che gli manca il portamonete, nel quale dice che erano contenute 254 lire e 5 bottoni di madreperla. Sospetta che a rubargli il portamonete sia stato un bambino di 10 anni, Francesco Niesi, e lo minaccia violentemente per farsi ridare questi soldi, ma lui, il bambino, dice di non saperne niente, ma alla fine, terrorizzato dalla prospettiva di poter andare in galera, dice che questo portamonete forse lo aveva in mano il suo fratellino minore di 1 anno e mezzo. Furfaro a questo punto va dal padre del bambino e pretenderebbe di farsi restituire i soldi che ha perso. Il padre del bambino, Salvatore Niesi, rifiuta dicendo che non c'è assolutamente nessuna prova che sia stato il figlio a prendergli i soldi. Da questo ne nasce una violenta discussione verbale, ma poi col calar della sera tutto sembra tornare alla normalità, tant'è vero che la mattina dopo Salvatore Niesi e sua figlia tranquillamente vanno a zappare in campagna, mentre Furfaro al contrario si mette alla ricerca del suo ormai avversario e riesce a rintracciarlo poi verso il tramonto, quando Salvatore Niesi e sua figlia ritornano a casa. Di nuovo nasce una violenta discussione, durante la quale Salvatore, esasperato, dice: "Va lavora cornoto se vuoi i soldi". A questo punto Furfaro lo afferra per le braccia e Salvatore Niesi, per divincolarsi dalla stretta, involontariamente colpisce con una gomitata al volto Furfaro. Furfaro perde la testa, prende il coltello e lo accoltella 4 volte al petto, trafiggendogli il cuore da parte a parte. Morte istantanea. E scappa, Furfaro scappa. I carabinieri, indagando su questa, sulla dinamica dei fatti, cercano anche queste benedette o maledette 254 lire, perquisiscono la casa dei Niesi e non trovano niente, nemmeno addosso al morto ci sono soldi. Dopo qualche giorno Furfaro si costituisce ai carabinieri, confessa l'omicidio, ma ricostruisce i fatti in modo del tutto fantasioso. Smentito da tutti i testimoni presenti al fatto, viene rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio premeditato. Però nel frattempo Furfaro ha denunciato il bambino di 10 anni per furto e la giustizia si deve occupare anche di lui. Per fortuna del bambino, però, il pubblico ministero ne chiede ed ottiene il proscioglimento in istruttoria per insufficienza di prove. E al bambino va benissimo, gli è andata proprio di lusso, perché con le leggi in vigore all'epoca sarebbe finito in un carcere normale insieme ai delinquenti comuni che frequentavano abitualmente il carcere. Il 6 dicembre del 1893, in un'unica udienza, si decide la sorte di Arcangelo Furfaro. Cade l'aggravante della premeditazione, gli vengono concesse le attenuanti di aver agito in stato d'ira per la provocazione di Salvatore Niesi e le attenuanti generiche perché è incensurato. Fatti i conti, la pena viene determinata in 7 anni e 6 mesi di reclusione. Ora, secondo me, è evidente che l'incongruità del nostro modo di vivere di allora, se si pensa che in un furto, in un ipotetico furto, sia stato coinvolto anche un bambino di 1 anno e mezzo che a stento ancora riesce a camminare. E questo è. Ma grazie della storia, Francesco. Intanto poi penso che rispetto al contenuto invito anche Dario, che spero ci ascolti, di creare questo contatto, perché ci sono all'interno delle storie che secondo me con la maestria poi di Dario, o comunque in generale di chi può fare questo mestiere che è il teatro, un antico mestiere, queste sono storie che potrebbero prendere anche vita, perché comunque ci raccontano intanto di una Calabria che non c'è più, ma che continua probabilmente a perpetrarsi anche attraverso l'esercizio di una giustizia che risulta soprattutto ultimamente
essere a fasi alterne, se non singhiozzante o intermittente. Grazie, poi continueremo nel tempo, poi immagino che Francesco Errante voglia salutarlo. Risentiremo poi nel tempo anche altri interventi rispetto ad antichi delitti. Grazie, grazie signor Caravetta, grazie davvero per tutto quello che hai prodotto per la società civile, perché la memoria non è solo un atteggiamento dell'intelletto umano, cioè memorizzare. La memoria è la capacità, ricordando, di poter innalzare il proprio livello di civiltà, e in questo ci hai donato e continui a donarci contributi quasi quotidiani sul tuo blog Antichi Delitti. A settimana prossima, grazie Franco. Grazie a voi, buon lavoro. Recuperare il senso, recuperare la memoria storica, che poi, visto che tutti quanti, ora soprattutto in questa fase di riaperture, qualcuno si è accorto che manca la cultura, qualcuno probabilmente ripartendo dal fatto che noi abbiamo delle scuole disastrate che addirittura dovrebbero essere fasciate da enormi pezzi di plexiglass, plastica su plastica, in un posto che invece ha bisogno di respirare realtà. Qualcuno sta pensando, vabbè, un ministro che si chiama Azzolina di cognome non può lasciar presagire nulla di straordinario relativamente a ciò, ma ci auguriamo che il recupero, l'esercizio sulla memoria storica possa essere importante, tant'è vero che puntata zero, noi da qui a pochissimo daremo vita alla voce di un protagonista assoluto della cultura italiana, europea, per le capacità della compagnia, del festival, di ciò che sono riusciti a creare, ma soprattutto io volevo parlare invece di un'altra cosa in attesa che poi arriviamo nella terza parte, sì. Quindi smorzo i toni perché dal sottoscala provo a parlare con te. A me la cosa che è più figa, che mi era sembrata più figa di questa cosa anche degli antichi delitti, finché poi non me l'ha fatta scoprire, è l'incontro che tu hai avuto. Cioè come sei arrivato a perché poi l'arte dell'incontro. Eccezionale, ecco perché dico che molte volte il fatto che tu arrivi in un ufficio e in un ufficio porti tutto te stesso e scopri che ci sono degli esseri umani che ancora lavorano, che ancora si impegnano. Allora chiedevo una documentazione di cui il signore era diciamo il cicerone, colui il quale gestisce questo archivio infinito che è l'archivio di Stato, e a un certo punto lui mi dice: ma io t'ho visto da qualche parte, a differenza di quelli che dicono, dici, ma forse no, non la vedo la televisione, no? È così che funziona, non la vedo la televisione, non sento la radio, e quindi dico Francesco Errante, lui, Francesco Errante, Franco Caravetta, dice, tu lo sai che io ho un blog? Dico no, e che fai? Raccolgo tutti i delitti che si sono svolti nella Calabria e che sono archiviati e che non troveranno mai la luce, perché in un archivio di Stato lungo chilometri, cioè ci sono scaffalature per chilometri in un archivio di Stato. Anche questa è una cosa che ho scoperto e che sarebbe bello se qualcuno immaginasse, per esempio, ai nostri ragazzi, di farli visitare. Di farli visitare e di farli, come si dice, scannerizzare. Fabio, aiutami. Sì, ho capito, ma la catalogazione, perché ormai pare che tutto quanto debba diventare digitale, ma per diventare digitale un documento storico deve passare sicuramente attraverso una lettura o comunque il fatto che tu possa in un certo qual modo, la manualità, entrarne a contatto. Ora, prima di farci cazziare da Luca Chito, probabilmente siamo arrivati alla fine del secondo blocco e quindi... Però chiamiamolo tu, chiamalo tu. Però diamogli a Luca. Sì. Cioè, tu diamo a Luca quello che è di Luca, dai. Cioè, lui deve intervenire, come dire, e il secondo ne ho un altro. Non esagerate. Ne ho un altro per la terza parte, e il secondo, come dire, che lui interviene sul più bello mentre noi stiamo parlando, e ti dice dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità. Ora, se tu gli levi anche questo, che gliela dai in anticipo, gli stai levando un ruolo e alla fine qua, leva là. Vi perdono. E Luca, appuntati che invece a me restano due come dire per la terza parte perché ne ho usato solo uno. Soltanto. Però, solo questo. E quindi ci fermiamo, che l'ha detto Luca. Pubblicità.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Anche una volta serve a livello di infidamento. Siamo in onda. Ale, per favore, un te vuoi ticare con Luca Chita, la regia, un poco tu e un poco Willa, bello bello. Signore e signori, benvenuti all'appuntamento del vostro presidente, il presidente di sempre, di tutti quanti quelli che stanno a Pecorina. Lavorano a Pecorina, votano a Pecorina, respirano a Pecorina, tutto a Pecorina fanno. Per chi è una comodità stare a Pecorina. È proprio un atteggiamento di comodo fisicamente parlando, no? Scusate, io ogni tanto succo, come dice un mio grande collega Santino Principe, ha visto che te dice succa, mi è rimasto io me, no? Chi è? Non ti dimenticare di dire che faccio commedie. Atria, ne parliamo dopo, ti c'è insaccato dopo, l'ho fatto apposta, Atria. Sia benedetta Triena nell'arto dei Ciadi, oh. Mamma mia, chi sulle femmine, mo piglio veramente i sui e li spugno davanti a tutti. Allora vi volevo dire, amiche care, amiche care, il vostro palle, io per voi ho detto di tutto. Io signor quello che avevo detto a voi che mi incatenava davanti al Ministero della Salute, della Pubblica, della Salute, signori miei. Che ne cazzo è altro va a dire a voi se cosa? Io ve l'ho detto a voi, ve l'ho detto a ciò ne palla, bello chiaro. Chi ne mi ha detto una cosa della Pecorina? A Pecorina, chi ne vince tena a Pecorina? Io vince tenuta e ancora chissà quanti vince tena e vengo qua a risolvere due tipi di problemi. È come si dice il problema di due piccioni con una bella fava. A fava c'è i piccioni. Uno piccione disponibile nella rimana perché uno già, diciamo, l'abbiamo scelto, è vero? Sì, ho scelto io. Ha scelto io. Allora, Atria però un mero un bufivo, perché se mi spacchi, non la ciceccia, la trema, se mi rompa... Tanti saluti a Fabio. Tante saluti a Fabio. Grazie. Ricambia. Pure io conosco lui. Va bene. Allora, risolviamo questi due problemi. Di senza fissa dimora... questo è un problema che serio. Per brevità di qui in seguito, signor Fabio, voi si chiamerei senza fissa. Sì. Per brevità proprio, perché sennò i senza fissa senza ripetizioni. I senza fissa e dell'albergatori. Dell'albergatori che diciamo è chiuso. Allora no, signore, voi non chiuderete, perché noi garantiamo che la regione a Pecorina, in questa regione, a Pecorina, l'alberghi ne compriamo noi. 300 o 400 euro, vi caccia nessuno, rimanete ovviamente che ci potete stare dentro, non licenziate a nessuno, ci saranno quelli della polizia, della beauty fa, del pranzo, di cena, delle cucine, rimane tutto com'è. E noi ci mettiamo, diciamo, e gente nostra. Chi li capue alla prossima elezione, sempre a Pecorina, siccome stiamo mantenendo belli grisi, belli, no? Ne votano torna e noi continuiamo ad essere dei presidenti eterni, diciamo di terno. Allora noi che cosa facciamo? Ricogliamo tutta questa famiglia cristiana, i senza fissa, e li portiamo là. Là ci sarà un soggetto attuatore della minchia, proprio è definita in questa maniera, che a prima mattina nella sala a prima fame ci porta caffè e cornetto o cappuccino e cornetto. A scelta. Tutti e due un tipo pigliato. Che è diverso da E. Che è diverso da E, come giustamente mi dice il professore Fa. Tu a mia mi intimidisci, sai? Ti sento proprio professore. No, Presidente, non mi permetto, no. Pure a me mi intimidiva. Prima fame, prima colazione.
Poi, seconda fame, pranzo, ci porti il primo, il secondo, e volendo pure l'antipasto del primo, poi la frutta, poi il dolce e poi chi c'è? Il caffè, e l'ammazza caffè, però attenzione, perché chi ne si piglia mo il caffè e l'ammazza caffè, poi non se lo può prendere dopo che se va a curca, se cugna 2 euro e su e se alza, dici ho mangiato belli, ne danno un reddito sarbaggio, la cittadinanza, pugna attento se toccano fatto apposta, dici ma è su 40% che ha buttato, che non c'è niente, bello mio. Ne sei divagata la mutanna, Adria? Sorpresa! Che ti aveva da dire? Però stai tranquillo, ecco, mutanna vacante, capo libera, almeno ti concentri sulla risoluzione delle problematiche. E quindi che ti trovo? Ti trovo la possibilità di arrivare al momento della pausa pomeridiana e poi alla sera, terza fame, grande buffet. Un buffet che ti ingigna, de gizzeria e te finisce a... Bisogna andare sulla Locrida almeno. Sulla Locrida almeno. Equilibrati. E di tutte le parti. A Luione, a Tirreno c'è su buffet, a dove c'è una mise sopra chi, tutto quello che è rimasto dalla prima cotazione e quello che è rimasto del Prince della... Ma rimasugli quindi? Non rimasugli, che là vanno e lei. Là c'è il soggetto attuatore della minchia, che con le pinze piglia una a una. Bisogna riutilizzare per non sprecare nulla. Bravo, il cosiddetto riciclo. C'è un saietto a niente. E quindi così come con il maiale, in poche parole. Bravissimo, cosa dice? De pecorina un saietto a niente, bello mio, rimane a tutto. E allora noi in questo modo abbiamo risolto, dici il padrone non è più padrone dell'albergo, ma che te ne frega con tutto quello che devi fare, tanta scatta in nero su giro 400 euro, ta mucchina a struttura che può dire, quando ti telefonano, pronto direttore, c'è su posto libero, no, siamo al completo, con licenza fissa. Tu, non so se si m'arrenta o non m'arrenta. È un pensiero avanti, ma a proposito di questo, visto che siete limitrofi, visto che il tavolo arriva fino alla Locride, quindi... Tutto quanto. Ma lei, con la Calabria, Pecorina un pezzo, ha dei rapporti... Zero, con le calabresi, bello mio, con le calabresi è meglio non ti miscare. È meglio non ti miscare perché è una questione di tempo, non t'attà, una cosa... Dici tu quanto ti hai pigliato? 300.000 euro, tu 300.000 e uno, e te witichi. No, quindi non c'è la tolleranza di dire, tu quanto te pigli a livello vitalizio? Chi sono? Ve vuoi a disegnare fa? Allora, no, sì, tutti questi giornalisti, Iene, Trichechi, cosa si chiama? Le Iene, sì. No, che lì... stiamo parlando degli sciacalli. Gli sciacalli, se agli sciacalli. Quindi lei è d'accordo col Presidente del Consiglio regionale della Calabria sugli sciacalli? Gli sa allo sciacallo, no? Tu che ne sa che abbiamo fatto noi? Bello, a Pecorina l'avevamo fatto noi questa cosa. Questo allo sciacallo, domanda allo sciacallo. Con i vitalizi. Noi i vitalizi, signori miei, tanti giovani nuovi eretti, no? Che erano la prima volta che venivano all'erezione. Come ho fatto? Dici, chi ne sanno che si dell'emozione che si prova a fare un giorno al Parlamento della regione a Pecorina e da avere poi la pensione per tutta la vita? E allora, per vedere di nascosto l'effetto che fate, abbiamo fatto chi le cancelliamo, belli. Non è che a dire che ne ci mentiamo di tanta cosa che invece alla Calabria non lo so se lo faranno. No, in Calabria c'è già una legge sui vitalizi, è stata abrogata un pezzo in più, un'aggiunta. Non dice po' miscare. Però c'è la stessa singolare tensione tra Presidente del Consiglio regionale e sciacalli. C'è lo stesso problema. Quindi il problema degli sciacalli è comune. È perché noi in quanto Presidente pensiamo che i giornalisti, se non so a Pecorina, che i giornalisti su, bello mio, che campo a fare, non te va a mezzo. Si tiene un pensiero libero, non c'è la terra libera liberata su Gidera 500. E chi mi sta parlando, bella mia? Ti sta imbocando troppo, ti viene anche un infarto. Presidente,
Grazie comunque, ma poi ci sentiamo anche settimana prossima perché parleremo anche delle varie parti. Vediamo, Fabio. Se è possibile, se è possibile. Ti dico la verità, io non mi consiglio anche a tenere davanti un miusca. Come? Ah, per le scuole? Il miusca alle scuole, no? Mi consiglio, ma anzi, ve lo dico belli, è una situazione insostenibile. Insostenibile, caccia voi all'applauso e tutti quelli che mi cavano un culo, belli, bravo, vengo pure via! Ah, de cazzo viene Castello di Ciano, bello, stiamo di Ciano, insostenibile! Beh, mi vai un catino, quella catina che è plastica, di plastica dura e anche russa, no? Se no mi signa e poi mi dispiace a me. Scusate, su cavano poco, come dice il mio amico. Ci vuole. Sandro Principe, che voglio salutare con grande affetto, anche se anche una volta te hai scivolato a quel posto, ma l'ho fatto con grande affetto. E tu te ne sarai accorto del grande affetto. Dici, però io ti ho scivolato a te. Va bene, ma cosa dice? Chi l'ha dato aspetti, no? Poi bello della politicheria chi su è, ogni tanto usci poi tu e ogni tanto usci poi a te. E quindi, caro professore, chi sa quello che te vuoi dire? A Sira, ci sarà il grande piano bar, a dove chi lì, i senza fissa vengono, cantano, ci sarà un'occasione organizzata a Tatà, con lo cucino, a Mutetella, caso mi fa freddo, ombrelle si chiova, e quindi cantano, belli si asciavano, e poi c'è un previticchio, che lo devo dire, alla selezione tadriana. Bella! Un previticchio bello, che accompagna tutte le signore anziane a Sira, alla stanza, a se curcare. E ci fa i complimenti. Fabio, mo ti faccio una domanda a Gione Palle. Chi ne ha scritti, secondo te, i complimenti che un previticchio ci fa alle signore anziane? La sua compagna. Cosa si chiama? Adriana, mi hanno detto. Tante salute. Tante salute. Grazie Ha scritto Adriana, io ve ne vorrei un attimo, se riesci a trovare, uno proprio, viene da io uno, è ad Vabbè, possiamo... no, potremmo fare la prossima volta perché Illa mi ha scritto tutti, che cazzo, ti ha detto, scrivamene uno, bello, tutti mi ha scritti. Allora, suor mia, chi minna che avete trovato a Saberga pecorina, po, e chi ne te grida, chi so, è uno, e poi... Sorella mia, tiene sa messa in piega chi manca un terremoto te da scasa. Vabbè, insomma, mi sembra di una roba, testo strutturato. Sono stata brava. È stata brava. Testo strutturato, importantissimo. Grazie. Minchia, come ha detto? Testo... È una struttura importante, un testo... Atreas, testo strutturato e importante. Grazie. È contento, è contento. Bene. Grazie al Presidente Grazie di Pecorina. Grazie a voi. Grazie, speriamo di vederlo presto. Rientriamo io nel sottoscala e mi auguro a breve ci raggiunge di nuovo dalla redazione anche Francesco Errante. E nel frattempo voglio salutare e farvi salutare da uno dei protagonisti della cultura in Calabria, del fare cultura in Calabria, del fare teatro in Calabria. Abbiamo già anticipato, co-direttore artistico di Scena Verticale assieme a Saverio La Ruina, ma anche del Festival Primavera dei Teatri, del progetto More Friday, poi More, poi speriamo che More ritorni, ma di tutto quello che poi può essere anche una delle manifestazioni che rimane, che tiene agganciata la nostra terra anche al resto d'Italia e d'Europa, perché sono stati degli appuntamenti importanti ed eravamo giunti al 19° anno di età, al 20° anno di età, quindi bisogna andare per il 21° anno di età, questa è la verità, ma al 21°, perché vedi che c'è questa cosa che è la 2020 e poi si è interrotto tutto perché arriva Covid-19. Un buon pomeriggio a Dario De Luca. Come stai, Dario? Bene, buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori, buonasera a Fabio, buonasera a Francesco. Francesco è molto contento di vederti, quindi...
Guarda, io sono contento perché insomma poi è stato anche... Ti accorgi in questo periodo che si è vissuti anche un po' da soli, poi chi sono le persone che ti mancano, no? Anche nei percorsi più diversi, da quello lavorativo a quello affettivo. E Fabio è una figura con la quale poi c'è sempre il piacere di riflettere sul futuro di culturale di questa regione. Senti, ma com'è la situazione? Intanto voglio dire, il festival, siamo a giugno, in questo momento le pagine dei giornali nazionali avrebbero riportato il programma, così come di rimbalzo dalle agenzie specifiche dello spettacolo, così poi tutta quanta la nostra regione sarebbe stata già invasa negli aeroporti, nelle stazioni, di quelle che erano le brochure e i manifesti di lancio di Primavera dei Teatri. Primavera dei Teatri, ricordo, festival che dopo 20 anni si blocca quest'anno, ma che ha portato il meglio della scena teatrale contemporanea, nazionale e internazionale, e che aveva anche un'apertura nei confronti del territorio attraverso poi una programmazione di laboratori per attori professionisti che diventa poi un grande propulsore per sviluppare le attività teatrali sul territorio regionale. Che succede? Cosa succederà? Qual è la previsione? Ma guarda Fabio, vabbè, intanto come dicevi tu, l'edizione in questi giorni poteva essere al termine o conclusa da qualche giorno. A noi piacerebbe provare a non perdere questa annata, quindi questa annualità. Sai quanto è importante continuare ad avere una cadenza annuale precisa e non far cadere le cose, soprattutto in luoghi come i nostri, dove si rischia che perduto un anno si potrebbe perdere definitivamente rischiare il di treno. ripartire da zero o quasi, perché comunque la memoria storica è molto labile a queste latitudini. Per cui noi stiamo ipotizzando un'edizione autunnale. Devo dire che ormai a questo punto non dipende più dal coronavirus, nel senso che con il coronavirus faremo i conti nel momento in cui andremo a fare in autunno un festival, e quindi capiremo a che fase saremo, che protocolli dover mettere in campo. A quanti decreti saremmo arrivati, insomma, anche? A quanti decreti saremmo arrivati nel frattempo? No. A quel numero di decreti saremmo arrivati, cosa ci proporrà di fare Franceschini e company, ma soprattutto in questo momento la palla è in mano ed è tra i piedi della regione, cioè che deve comunque far partire un avviso pubblico per tutte le manifestazioni, i grandi eventi della regione. Però sta lì, io non voglio entrare su questa gamba tesa, però si legge che la regione investe 11 milioni per supportare le attività turistiche con manifestazioni culturali. Pare strano però che da quello che si riceve dagli addetti ai lavori, la stessa regione dice che il bando nel 2020 non abbiamo i tempi per farlo uscire, e il rischio rispetto agli eventi storicizzati importanti per molti versi, per molti altri un po' meno, ma che si corre il rischio, o almeno l'hanno quasi detto a chiare lettere, che quest'anno potrebbe saltare, quindi questo diventa un bel problema. Guarda, è la situazione molto complessa. Io credo che ci sarà una situazione emergenziale per il 2020 e dal 2021 ragionare su avvisi nuovi, e mi auguro e mi sembra che ci sia la disponibilità, pensati per un triennio, così tutti gli operatori hanno la possibilità di lavorare con calma e poter progettare a lunga scadenza. Questo sarà un anno strano, siccome tra l'altro mi permetto di immaginare che siccome c'è stato, adesso si stanno iniziando a sapere i vincitori del bando del 2019 e i vincitori di quel bando hanno allungato il periodo di possibilità di fare le proprie manifestazioni, ho paura che potrebbe essere quello il fondo finanziario per far partire tutta una serie di manifestazioni nell'anno 2020, sperando però che per i grandi eventi che invece erano in attesa di avviso pubblico
possa partire qualcosa il più presto possibile, perché come ben sai, nonostante il tempo non ce lo ricordo. Io però non voglio, ovviamente lungi da me l'idea di metterti in imbarazzo, però c'è una domanda che, come dicono i giornalisti intelligenti, visto che io sono in un sottoscala e non sono nemmeno giornalista, la domanda sorge spontanea: se non ci sono i soldi per pubblicare i bandi nel tempo, questa manifestazione di promozione del territori, questi 11 milioni di euro, dove sono stati presi e come verranno messi a frutto? Perché questa è la domanda. L'estate 2020 la festeggiamo ora, la apriamo, ma stando ai tempi la faremo nel 2021 oppure posticipiamo? Non capisco bene quale può essere. Perché ci sono delle difficoltà? Se esiste la possibilità di parlare con Francesco Errante e con Dario De Luca, e sappiamo che esistono dei riferimenti, per dire un esempio, perché non coinvolgere direttamente le persone che sai che fanno questo di mestiere e con un successo, anziché inventarsi una cosa completamente diversa? Ma tu sai che poi la politica ha anche modalità di pensiero un po' diverse da noi operatori culturali. L'assessore Spirlì sta facendo tutta una serie di incontri con le categorie, per cui da quel punto di vista io vedo anche un'attenzione, una volontà di accogliere le istanze di tutti. È vero che i tempi sono brevi, per cui noi abbiamo chiesto appunto abbiamo messo un po' di pepe agli uffici e alla politica, perché se no queste strombazzate sulla stampa di tutti questi soldi e della possibilità di utilizzarli per il 2020 probabilmente potrebbero rimanere solo squilli di tromba e non avere proprio il tempo tecnico per invece far partire avvisi, progettualità varie e quindi poi manifestazioni. Io mi auguro che rispetto a quello che saranno le prossime disposizioni possiamo averti sia io che Errante, perché sono convinto che sarà contento in studio, anche perché secondo me, e questa è una cosa che io continuo a dire, avete una matrice comune comica che ovviamente, parlando di cose gravi e serie come in questo momento, dove tutti quanti parlano di cultura, che la cultura serve per la ripartenza, ma tu ci dici queste cose, dall'altra c'è Errante che mi manda maledizione, perché rispetto a quello che ho detto, rispetto al fatto che tu hai detto che si stanno chiudendo i bandi del 2019 a giugno del 2020, lui è rimasto abbastanza... È come se stessimo in una macchina del tempo, dove viaggiamo con un anno di ritardo, e visto che l'anno ha già in sé un ritardo, perché siamo indietro, ma da decenni che siamo indietro di un anno, ogni anno accumuliamo un anno, quindi iniziando 30 anni fa, oggi siamo nel Medioevo della struttura, per quanto mi riguarda, di intrattenimento, di cultura soprattutto, perché poi questo è. La speranza, sai quale può essere, Dario? Che Spirlì abbia una sensibilità diversa. Mi auguro che lui non si rivesta di parole, perché di parole ne abbiamo pieni i conchiglioni, diciamo così, facciamo i conchiglioni ripieni di parole in Calabria, e quindi mi auguro veramente che dall'alto della sua posizione proprio istituzionale possa avere un occhio attento al talento, perché poi è un fatto di talento, non può essere un fatto di conoscenza, il tempo di è click scaduto. day. Ne abbiamo, di nuovo rinvoco i conchiglioni pieni di click day, di sotterfugi, di magagne, di amici dei miei amici. Ingegnere Errante. Sì. Vabbè, facciamo salutare Dario, abbiamo Dario. messo tanta carne a cuocere nella speranza che tu arrivi puntuale per poterla gustare insieme. Grazie. Dai, dobbiamo vederci, Dario. Vi aspetto e spero di essere alla grigliata insieme a voi. Ma soprattutto ci verrai a trovare, speriamo, nelle prossime settimane. E comunque ci sentiamo, come siamo rimasti d'accordo, in separata sede. Ciao Dario! Le cose, buon lavoro. Ciao anche per te, in bocca al lupo, buona fortuna. Io, se vuoi, chiudo
No, quella cosa del tiranno a me piace, quindi è uno dei cavalli, cioè una delle cose, me la tatuerei proprio, quindi. La tatuerei, e quindi da Fabio Vincenzi... Siamo da -0 siamo passati a 0, quindi forse siamo sull'arrivo della puntata 0. Vi state dilungando, eh? Dobbiamo chiudere. Mamma mia. Fabio Vincenzi, Francesco Errante, ma purtroppo il tempo è tiranno, è finito.